Benvenuti alla rubrica Carezze per lo Spirito. Oggi è il 19 luglio, siamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Ricordate, la domenica scorsa avevamo sentito parlare della parabola del seminatore e ancora oggi Gesù nel racconto di Matteo ci parla di un altro seminatore, un po' un'altra parabola, un'altra metafora che egli fa per farci comprendere la bellezza del regno dei cieli. Dice un po' questo il Signore, che il regno dei cieli è come un seminatore che semina del buon grano, del buon seme nel suo campo. Ma poi la notte succede questo, che arriva il maligno e mette la zizzania, e così il seminatore e i suoi servi, il giorno dopo, la settimana, il mese dopo, quando questo seme cresce insieme alla zizzania. E allora i seminatori chiedono al padrone: chi ha seminato questa zizzania? L'hai forse messa tu? E gli risponde: no, non l'ho messa io, è venuto qualcuno di cattivo a gettare questo seme. Allora i servi preoccupati chiedono: ma dobbiamo strapparla? E gli dice: no, non strappatela, ma lasciatela crescere insieme al buon grano. E questo è d'esempio per la nostra vita, perché anche nel nostro cuore cresce sia un buon seme, sia un seme in fondo che è di cedimento a volte alle tentazioni. Ecco, però noi dobbiamo fare in modo che queste sedimentino un po' nel nostro cuore, affinché poi, grazie alla parola del Signore, grazie al suo intervento, grazie anche al suo giudizio che noi ascoltiamo, che noi leggiamo, che noi in fondo vediamo anche intorno a ciò, alla nostra vita, in ciò che ci capita nelle esperienze della vita, grazie a queste, ecco che il grano e la zizzania del nostro cuore vengono mietuti, vengono come tagliati, così che possiamo discernere, cioè possiamo comprendere, possiamo capire che cosa è buono e che cosa è meno buono che viene dal nostro cuore, così decidere per una via. Ed è proprio questo un po' il senso di questa parabola. E questo ci viene detto per raccontarci appunto bene che cosa sia il regno dei cieli, cioè il regno di Dio, che è vicino a noi, non tanto in senso temporale quanto in senso fisico, materiale. È Cristo stesso che è vicino a noi, anche nei nostri fratelli, in quelli che avete di fianco in questo momento, nella Chiesa stessa. Poi Matteo in questa giornata, in questa liturgia, ci racconta anche altre parabole, altre metafore sul regno dei cieli. Dice: il regno dei cieli è simile ad un piccolo chicco di senape, proprio piccolino, piccolissimo, che però diventa il più grande albero, che fa ombra agli uccelli, un albero che nutre in fondo, un albero che dà sollievo, sostegno, che dà aiuto, dà consolazione. Ed è questo un po' il senso, che troviamo il regno dei cieli non nelle cose effervescenti, nelle cose esplosive, ma in ciò che è davvero piccolo, come quel piccolo grano di senape. Allora, che cosa può essere piccolo? Una piccola parola spesa, un piccolo sguardo, un semplice saluto, un semplice ciao, come stai? È una cosa piccola, o come ci ricorda anche spesso il Papa Francesco, anche solo un grazie, un per favore, sono dei piccoli segni, dei piccoli gesti di affetto, di amore, di attenzione verso l'altra persona, anche perché sembrano banali come cose, come gesti, ma in realtà non lo sono, per non perdere proprio quella semplicità che in fondo ci caratterizza. E ancora una cosa: il regno dei cieli è simile al lievito che, messo nella pasta, permette che questa pasta appunto si gonfi, lieviti, questa pasta poi possa diventare ciò che è e possa diventare quella bontà che poi noi gustiamo sotto il nostro palato. Ecco il lievito, qualcosa che cresce dentro di noi,
una parola che ci aiuta a crescere, ci aiuta a cambiare, aiuta la nostra vita alla conversione, cioè ci aiuta a cambiare lo sguardo, a prendere una direzione nuova nella nostra vita, a far sì che l'uomo vecchio che è dentro di noi, cioè l'uomo del peccato, l'uomo che accetta le tentazioni, diventi invece nuovo e scopra che essere nuovo significa accettare una via, ascoltare, ubbidire, quindi questo è il significato della parola ascolto, ubbidire il Signore perché nell'essere nuovi, nella novità della nostra vita, noi seguiamo Lui e troviamo così, come dice Sant'Agostino, la felicità. La felicità è proprio quello stato che ci fa vivere una vita piena, una vita eterna, dice Agostino, ovvero quella vita che è davvero reale, che è la nostra proprio in questo momento nel quale noi viviamo, in questo momento nel quale noi ascoltiamo. Allora ancora una volta con delle metafore che così ci aiutano in questo ambiente agricolo, il Signore, mediante l'Evangelista Matteo, ci fa capire questo. Ecco che nel nostro cuore albergano il bene e il male. E il Signore, siccome lascia tutti liberi, anche il male, ecco, ci dà la possibilità di scegliere, di discernere, di scegliere un cammino, una strada, una via, affinché siamo noi, con tutta la nostra libertà, la nostra personalità, la nostra individualità, con la nostra anche autonomia in fondo, a poter dire: eccomi Signore, io ci sto, io sto con te, abbasso la mia testa e sto al tuo cospetto di te che hai dato la vita per me e che mi vuoi bene. Ecco, allora continuiamo questo nostro cammino, queste carezze per lo spirito, e ci salutiamo oggi, ci diamo appuntamento a domenica prossima. Un saluto e un abbraccio.